Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti, buona domenica e in particolar modo un saluto a tutti quelli che sono a casa e che ci stanno seguendo. Oggi cercheremo anche di far veloci nella comunicazione, poi restiamo a disposizione ovviamente per le domande. Tamponi 315.000, mi avete tenere più basso giustamente, tutto qua. Magari di là. No, vedo di no. Perché c'è anche lei oltretutto. 315.000 sono quasi 10.000 più di ieri. Isolamento 8.319 persone, sono 403 in meno rispetto a ieri. Considerate che nell'isolamento c'è dentro ad esempio tutto l'isolamento fiduciario di coloro che arrivano dall'estero e si mettono in quarantena fiduciaria e quindi comunicano ai servizi di prevenzione il loro arrivo in Italia e quindi si mettono in quarantena. Numero di positivi 17.471, sono 80 in più rispetto a ieri. Ricoverati, Franco mettete qua, 1221, sono 13 in meno rispetto a ieri. Terapia intensiva 124, sono 5 in meno rispetto a ieri. Dimessi 2453, sono esattamente 18 più di ieri. 2453. I morti sono 1071, sono 18 più di ieri, per un totale di 1315 morti, quindi 1071 negli ospedali, 1315 il totale di tutti i morti con coronavirus e sono più 18. I nati sono 82. Allora, considerazioni, il trend è confermato, i veneti stanno facendo un lavoro eccezionale e devo dire che già a vedere quello che è accaduto ieri e accadrà immagino anche oggi, il comportamento dei veneti ti fa sentire orgoglioso di rappresentare questa comunità. Penso che quello che è accaduto rispetto al rispetto delle regole e delle indicazioni date anche dall'ultima ordinanza sia assolutamente sotto gli occhi di tutti. Io non ho visto scampagnate, non le ho viste passando sul Piave in autostrada, che di solito diventa il coagulo di tutto quello che è. Ho guardato facendo tutta l'autostrada, i campi eccetera, non ho visto nessun movimento. In autostrada ieri al ritorno alle 2:30 penso aver incrociato un'auto, forse la sua, perché ho visto che fa la stessa strada, e direi bene anche perché c'è la volontà di fare un lavoro di squadra e questo è un grande segno di civiltà della nostra comunità, quindi grazie a tutti i cittadini, in particolar modo ai ragazzi. Devo anche dire che i ragazzi che scrivono fiumi di messaggi, ma veramente migliaia di messaggi, molti segnalano magari il comportamento scorretto o poco rispettoso, non rispetto ai barbecue ma altre partite, ma l'utilizzo improprio della mascherina o altre aspetti del genere, lo scrivono segnalandolo per fasce di età che non sono quelle dei giovani. Quindi i ragazzi sono i veri controllori di questa partita e lo dimostra ad esempio Viral Veneto. Voi sapete che abbiamo aperto questa pagina per i giovani che ha 110.000 ormai utenti e è la pagina più cliccata nel coronavirus, per il coronavirus, tra le pagine Instagram è la più cliccata e quella più seguita ed è a sponsorizzazione zero, non è stato comprato un click. E fra l'altro i giovani ci chiedono, e se volete poi c'è la responsabile che è Veronica Civiero che ve ne può parlare se qualcuno vuole fare un approfondimento, abbiamo fatto un sondaggio con tutti i giovani, abbiamo tutte le statistiche delle fasce di età e tutto, ci chiedono informazioni validate e ci chiedono anche esperienze, cioè ci chiedono, apprezzano moltissimo i medici che vanno a parlare su Viral Veneto, gli esperti che parlano di farmaci, coloro che sono in grado di dare indicazioni certe, sono assolutamente le cose che chiedono i giovani rispetto alle pubblicazioni che si fanno. E penso che questo sia una grande soddisfazione perché
da uno spaccato di un mondo dei giovani che è assolutamente, mi permetterei di dire, molto più rispettoso di quel che si poteva pensare, e quindi bravi ragazzi. Oggi alle 3 ci sarà la cabina di regia con il governo, stasera alle 19 avremo la conferenza dei presidenti di regione, e quindi si va verso la direzione, immagino, visto il susseguirsi di iniziative e attività, immagino che ci saranno notizie e novità nelle prossime ore. Forse quella che è l'aspettativa dell'apertura di quota parte delle imprese già dal 27, forse, sottolineo il forse, sta prendendo realtà, però dobbiamo attendere le... C'è un problema, Dicevo che... Riesci a aggiustare? Dicevo che... No, adesso me l'hai tolto del tutto, prova. E dicevo che immagino che il governo stia accelerando, soprattutto vista la convocazione alla giornata di oggi, stia accelerando perché stanno prendendo qualche decisione, come naturale che sia, dalle indiscrezioni che leggiamo sui giornali, dalle comunicazioni che ci sono. Immagino che la fase 2 o la fase della convivenza, come la chiamo io, stia di fatto prendendo sempre più corpo, e quindi immagino che queste 2 riunioni di domenica diano un senso del fatto che forse ci sarà magari, immagino un DPCM a notte tarda, a notte fonda o in serata o domani mattina presto, non ve lo so dire, però insomma immagino che non siano fatte per nulla queste riunioni. E aggiungerei peraltro, se mi permettete, vorrei pubblicarvi l'ultima ordinanza, perché vedo un po' di commenti e riflessioni. Forse ieri abbiamo già dato uno spaccato della storia delle ordinanze. Vi vorrei far vedere, l'avvocato Botteon ha fatto un bel lavoro rispetto alle misure dell'ultima ordinanza, se le proiettiamo per favore. Prendo questo. Sentite? Beh, poi vi consegniamo il foglio. Guardate, sostanzialmente... Puoi anche ingrandire. Boh, perfetto. Beh, bisogna scorrere però. Sì, grazie. Allora, sostanzialmente l'avvocato Botteon ha fatto un bel lavoro, ha messo nei titoli, fermo lì, nei titoli ha messo il tema trattato dall'ordinanza. Poi sotto avete, e ve le diamo poi, la posizione del governo rispetto a quel tema, cosa ha fatto la regione, quindi con l'ordinanza, e le altre regioni cosa hanno fatto. Così facciamo anche uscire di scena tutte le leggende metropolitane e alcune menate che leggo che non hanno nessun senso di essere neanche, non solo scritte, ma neanche dichiarate. Rispetto ai cibi da asporto, il governo non ha mai espresso nessun divieto. Anzi, nelle FAC, sono sul sito ufficiale del governo italiano, dice che si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari. Se andate a cercarla, la guardate sul capitolo spostamenti, la trovate scritta. E in più ha ammesso l'asporto per gli autogrill. Cosa abbiamo fatto noi? L'ordinanza che conoscete con la prenotazione obbligatoria e il ritiro e il consumo a domicilio. Le altre regioni, ne abbiamo citate 2, l'Emilia Romagna e le Marche ce l'hanno già. Cimiteri. Da parte del governo non esiste nessuna disposizione di chiusura dei cimiteri. Esiste altresì una circolare ministeriale, che è un'altra roba. Il discorso è avere un DPCM che dice chiudere i cimiteri, ma non potrebbe essere altrimenti, perché se ci pensate, vi do l'esempio e capite subito, il governo non ha chiuso le chiese, ha lasciato i luoghi di culto visitabili, ma ha chiuso tutto quello che sono le celebrazioni. Non poteva chiudere i cimiteri e tenere aperte le chiese. Quindi per la proprietà transitiva il governo non ha mai chiuso i cimiteri con DPCM, bensì il Ministero della circolare, che giustamente i sindaci hanno osservato, la circolare è ministeriale, ma siamo a un rango inferiore, perché se il governo voleva chiudere i cimiteri li chiudeva con DPCM. La regione ha fatto l'ordinanza e dice sì, i cimiteri si devono aprire con tutte le regole che vanno rispettate. Le altre regioni
apertura a macchia di leopardo. Perché? Perché non è vero che tutti hanno chiuso i cimiteri, sia per il Veneto ma anche per altre realtà. Ve ne cito, se voi fate una ricerca su internet, ve ne cito uno per tutti. Il cimitero di Assisi non è mai stato chiuso. Ve ne cito uno per tutti, se volete vi faccio la lista. Andiamo avanti. L'altro punto, Fiori. no, devi salire. Ma non si sa che si va così. No, vai così, dai, vai. E dove è il fiore? All'arco? No, Sì. No. ci dai su quello precedente. Sei su quello precedente, Sì, grazie. sì, ma c'è solo il titolo. Ci sono i titoli. Ho capito, grazie. Ingrandisci, grazie. Boh. Questa sopra è dei fiori, fiorerie, le fiorerie. Vengono aperte dalla nostra ordinanza 42, sempre quella dell'altro giorno, perché il Ministero delle Politiche Agricole fa una circolare dicendo che bisogna aprirle. Punto. La circolare è del 18 aprile. Le altre regioni non hanno applicata. Punto. Vestiti per bambini, Carlo, grazie. E qua ne scorriamo 3 velocemente. Vestiti per bambini, c'è il DPCM del 10 febbraio che prevedeva l'apertura dei negozi dei vestiti per bimbi. Noi l'avevamo fatta più restrittiva, quindi ci siamo adeguati. Così è accaduto avanti per le cartolerie, che sono... Arrivo. Questa sopra sono le cartolerie, sotto le librerie stessa cosa, cioè abbiamo semplicemente aperto quello che ha detto il governo. Andiamo su, orti, il governo nelle FAQ, nelle risposte alle domande frequenti, dice ammessa la coltivazione in quanto autoproduzione anche fuori comune, tranne che presso seconde case perché non raggiungibili. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che ha detto il governo, aperti gli orti. Emilia Romagna e altre l'hanno fatto. Andiamo avanti. Lavori boschivi. Stessa storia, nessuna disposizione di blocco dei lavori boschivi. Il governo risponde con una FAQ e dice favorevole allo spostamento per coltivazione e autoconsumo. È esattamente quello che abbiamo fatto noi nell'ordinanza. Emilia e altre lo hanno fatto. Lavori edilizi minori abbiamo finito, perché questi sono i punti dell'ordinanza. Il governo dice, nel suo DPCM dice esclusa la costruzione, ammessi i lavori pubblici, ammessi i lavori impiantistici, installazione e riparazione, esclusi i lavori murari e ammesse le attività di filiera. Noi abbiamo considerato la connessione di filiera legittimate le opere minori, cioè nel senso che se ti arriva l'elettricista in casa e deve tamponare con un po' di malta una canaletta che ha messo su, consideriamo che questo sia un'attività di filiera. Non esiste che l'elettricista possa fare tutto il suo lavoro e non ci sia un muratore prima di lui o dopo di lui. Se la Liguria, le Marche e le altre hanno fatto queste attività. Poi abbiamo dimenticato, però ve lo dico io, il tema dei cantieri navali, che confermo che la Liguria lo ha fatto, penso l'abbia già fatto, le Marche ce l'hanno e l'Emilia anche, o lo sta facendo, ma comunque Liguria e Marche è sicuro. Per dirvi cosa, avete visto che con un semplice scorrimento dei punti avete avuto la risposta che non ci siamo inventati nulla. A buon intenditor poche parole. Domande? No, perché io ho anche l'obbligo, perdonatemi, di rispettare assolutamente l'idea di tutti, ma di difendere anche il lavoro di persone che lavorano. Lei si è applicato l'uovo che è stato messo in alta Scusate, non so perché è La tecnologia. Era il video dell'uovo. Il signor Sensi. Dicevo, nessuna polemica rispetto alle idee di tutti, anche di chi pensa che le ordinanze non si debbano fare, ma io ho l'obbligo di difendere il lavoro di tutto il team della... Presidente, non lo so. per fortuna hai detto che sapevi come si faceva. Sì, ma non so perché fa questo libro. Meglio che parta quella. Stusa tutto. Non capivo. Vai pure avanti, intanto sistema. Beh, prego. Penso si riferisca anche
diciamo, articoli di stampa che sono usciti oggi anche di prefetti, interviste a prefetti sulla difficoltà di applicazione di norme che cambiano, diciamo, in Ma li tempi. capisco, No, Guardate, lì si rendeva evidente, diciamo, su quell'intervista si rendeva evidente il fatto che la polizia, carabinieri, chi deve controllare, possa avere delle difficoltà, perché prima c'era un'autocertificazione solo per, diciamo, motivi indifferibili. Andare a prendere una pizza sembra poco indifferibile. ma guardate, io confermo, guardate, io penso che i prefetti rappresentano il governo, io i veneti, cominciamo così. E siccome rappresentano il governo, penso che sia logico che dovrebbero riconoscere che l'ordinanza è stata fatta recependo le istanze del governo. Ma guardate, io penso che io in particolar modo ho un ottimo rapporto con i prefetti, non c'è nessuna volontà di contrapposizione, capisco le loro difficoltà, ma io non so cosa farci. Se qualcuno è in imbarazzo perché apriamo gli orti o le fiorerie, perché deve chiedere l'autocertificazione per le fiorerie, li capisco fino in fondo, ma è il governo che ha detto di aprirle, addirittura con una circolare. Di cosa stiamo parlando? E se apriamo i cimiteri, voglio ricordare che non c'è nessun DPCM che ha chiuso i cimiteri, tant'è vero che non sono state chiuse neanche le chiese, non si possono celebrare le messe e le cerimonie, cioè i matrimoni, i battesimi, ma le chiese sono aperte. Per questo non hanno mai chiuso i cimiteri con un DPCM, ma hanno tentato di regimentare e provare a chiuderli con una circolare che da alcuni è stata interpretata, da altri no. Quindi nessun conflitto con i prefetti, capisco la loro ansia e la preoccupazione, ma posso dire, chi a causa del suo mal pianga se stesso, cosa volete che vi dica? Cioè, noi leggiamo le carte del governo, così funziona.